Perché mischiante? Chi non riconosce in questa frase Pier della Vigna, segretario di Federico II, incolpato forse a torto di tradimento, che disperato si uccise sbattendo la testa contro il muro. Ma io vorrei invece ricordare quel dannato inseguito da una cagna a cui un compagno di pena rammenta che aver gambe poco accorte, quindi non abbastanza veloci, fu causa della sua morte in battaglia. Questi era Arcolano di Squarciamaconi, per tutti Lano da Siena. Ricco sfondato, fra i 12 scialacquatori della brigata Spendereccia, dilapidò fiumi di danaro, tanto che, secondo il Boccaccio, disperato per lo stato in cui s'era ridotto, si gettò volontariamente, quasi per suicidarsi, fra i nemici aretini nella battaglia della Pieve al Topo. Dante però vede nel suo disfarsi senza ritegno dei beni immensi che possedeva una sorta di suicidio morale anteriore alla morte in battaglia, tanto che Lano invoca con forza: «Ora accorri, accorri morte!» «Vieni morte, bella morte, piglia anco me! Che indugi? Che fai? Tentenni? Presto, accorrimi che più non reggo!» Chiedo venia al divino poeta se ho concluso con Brancaleone da Norcia. Allora Nesso, grazie Saharino. E sa ci ha fatto un bel piacere, mira. Questo bosco e voi un bel posticino. E c'è un serpaio, non ci si rigira. E poi un mi garba all'aria e ci tira. Siamo soli, ma ascolta un poinino. E c'è gente che mugola e sospira, o che hanno voglia di far ringuattino. Oh zitto Dante, oh via, mare, ma santa. Se credi che ci siamo noi due basta, stronca un pochino un ramo a qualche pianta. Fin qui Virgilio pareva una pasta. O com'è che quell'anima educata gli ha fatto mettere in atto sta birbata? E insomma, Dante prese e staccò un ramo. Au! Te fa onto di sgozzare il maiale, il sangue giù a ritrecine. Che male, o giovanotto, le, ma che scherziamo? Io pagherei a sapere in che mondo siamo. Dante era già nel panico totale. Sora Albero, mi scusi, un so brutale come parrebbe. Parla, Virginiamo. Il mio amico ha ragione, non te la prende. Ha voglia a dirgli che non era da solo. Non c'era verso di farglielo intende. Così ora almeno l'ha capito al volo. Ma te dilli chi sei se te la senti, che poi lui ti ricorda tra viventi. Quello un ne stette a farselo ridì. O te, li raccontò ogni ben di Dio. Doveva farlo uscire o giù di lì, perché con un par di chiavi, nini mio, apri e chiudi, faceva un tramestio. E tramesta andò a finì che proprio su di lui ci fu un vocio che a un tratto lo incolpò di far sparire tutti i laveri del suo principale, Federico II. Semmai niente. Lui piccinino ci rimase male. E siccome si dice era innocente, da che l'imperatore l'accusò, un fece versi, prese e s'ammazzò. Poro Piero fu proprio sfortunato. Fosse un uomo moderno, non dubità, non l'avrebbero manco condannato. Anzi, oggigiorno, più riesce a rubare e più c'ha un posto buono in società. Se poi sei un delinquente patentato e non tieni a bada la disonestà, il salto di carriera è assicurato. Piglia Piero, l'esempio mio è banale. Metti era usciere, come sei già detto. Ora stia a fallo qui, nel mondo attuale. Già che rubà era in cima sui pensieri, sta sicuro sarebbe stato eletto almeno presidente dell'Uscieri.